إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Questa è la quarta lezione sulla storia del profeta di Allah Ibrahim alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam. E se il tempo ci avanza e se avete un po' di sabr stasera, finiamo inshallah la storia di Ibrahim alayhi as-salam. E siamo arrivati nella nostra storia, nell'ultima lezione, quando Ibrahim alayhi salam prende suo figlio Ismail alayhi salam e la madre di suo figlio Hajar alayhi salam e li lascia nel deserto arido, senza cibo, senza acqua, senza gente. E abbiamo parlato di come Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto sgorgare la fonte di Zamzam con l'intervento di Jibril alayhi salam, dopo che Hajar alayhi salam ha fatto i 7 giri da As-Safa e il Marwa. E siamo arrivati a qui. Abbiamo parlato del dua che ha fatto Ibrahim alayhi salam quando ha lasciato suo figlio e la madre di suo figlio a Mecca, e lì ci siamo fermati. Anzi, abbiamo anche accennato che è arrivata la tribù di... Si ricorda il nome della tribù? Di Jurhum. È arrivata la tribù di Jurhum, e quando ha trovato l'acqua si è insediata intorno a Zamzam, barakallahu fik, e così si è popolata Mecca. E Hajar alayhi salam con suo figlio Ismail hanno vissuto in mezzo a questa tribù di arabi che arrivavano dallo Yemen. No, benissimo. Nel Bukhari ha riportato il hadith di Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, in cui racconta cosa è successo dopo che la tribù di Jurhum si è stabilizzata nel posto dove era Hajar e suo figlio Ismail. E riassumendo il hadith è lungo, lo riassumiamo per il tempo inshallah. Ismail alayhi salam crebbe in quella tribù e diventò uno dei giovani amati dalla tribù e apprezzati e rispettati nella tribù. Come dice sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam: شب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم حين شب فلما أدرك زوجوه imra'atan minhum. Dice sallallahu alaihi wasallam, il ragazzo crebbe, o meglio il bambino divenne un ragazzo, divenne un shab, un giovane, e imparò l'arabo, perché abbiamo detto che Ibrahim alayhi salam, la sua origine era da Babil, nell'Iraq. E Ismail alayhi salam ha imparato l'arabo dalla tribù di Jurhum, che erano arabi puri. وأنفسهم وأعجبهم حين شب. Quando è diventato giovane fu rispettato e amato e apprezzato e lo mettevano in un grande valore. فلما أدرك زوجوه. Quando diventò un uomo, lo fecero sposare una donna della loro tribù. E morì la madre di Ismail, morì Hajar alayhi salam. Poi il hadith riporta 3 viaggi o 3 ritorni che fece Ibrahim alayhi salam a Mecca da suo figlio. Dice: venne Ibrahim dopo che si sposò Ismail alayhi salam a controllare la sua discendenza. Venne un giorno e non trovò Ismail e chiese a sua moglie, e lei disse: è uscito a cercare dei viveri per noi, cercare da mangiare per noi. Poi le chiese della loro vita, di come si mantenevano, di come stavano. Allora disse lei: نحن بشر في ضيق وشدة وشكت إليه.
siamo gente in difficoltà, in necessità, e si lamentò della loro situazione. Allora disse: se torna tuo marito, riferiscigli il mio saluto e digli di cambiare la soglia della sua porta. La soglia della casa o della porta. Quando venne Ismail, sentì che era successo qualcosa e disse: è arrivato da voi qualcuno? Lei disse: sì, è venuto un vecchio, così e così, l'ha descritto, e ci ha chiesto della nostra situazione e mi ha chiesto com'è la nostra situazione e gli ho detto che siamo in difficoltà, in necessità. Disse Ismail: ti ha raccomandato qualcosa? Disse: sì, mi ha ordinato di riferirti il suo saluto e di dirti di cambiare la soglia della tua porta. Allora Ismail disse: quello era mio padre e mi ha ordinato di separarmi da te. Quindi vai della tua famiglia. Come ha accennato Ibrahim a.s. a suo figlio, che questa donna non va bene. La donna che si lamenta della vita non va bene. Ed è una delle prove più difficili che può avere un credente, una donna che non è contenta di quello che gli ha dato Allah subhanahu wa ta'ala. Si lamenta. Se non ha, si lamenta, se ha, si lamenta. Quindi Ibrahim a.s. ha accennato a suo figlio: cambia la soglia della tua porta. Dunque lei ritornò alla sua famiglia e Ismail a.s. sposò un'altra donna di Jurhum. Poi passò del tempo e un altro giorno tornò ancora Ibrahim a.s. e ancora una volta non trovò suo figlio. E entrò dalla moglie di suo figlio e ovviamente né la prima né la seconda sapevano chi era. E le ha chiesto di Ismail e ha detto: è uscito a cercare da mangiare, dei viveri, il nutrimento insomma. E lui le chiese: come state? Kayf antum? E gli ha chiesto della loro vita, della loro situazione. Lei disse: nahnu bi khayrin wa sa'a wa athnat ala Allah. Lei disse: siamo, alhamdulillah, stiamo bene, tranquilli, e ha ringraziato e ha lodato Allah tabaraka wa ta'ala. Allora Ibrahim a.s. le chiese: qual è il vostro cibo? Disse: la carne. E disse: qual è la vostra bevanda, ciò che bevete? Disse: l'acqua. Allora Ibrahim a.s. fece un dua: oh Allah, benedici per loro la carne e l'acqua. Dice il Rasul sallallahu alaihi wasallam, e in quei tempi lì non avevano, diciamo, il hab, i semi, se no avrebbe fatto dua anche per quello. Infatti ancora oggi, se vai in Arabia Saudita, carne e acqua ce n'è finché vuoi. La baraka del dua di Ibrahim alaihi wa ala rasulina as-salatu was-salam. Poi le disse: se arriva tuo marito, riferiscigli il mio saluto e ordinali di stabilizzare la soglia di casa sua. Quando venne Ismail, disse: è arrivato qualcuno? Disse: è arrivato un vecchio dal bell'aspetto e l'ha ricordato con il bene. Lei ha descritto bene Ibrahim a.s. Poi disse: e mi ha chiesto di te, e gli ho riferito che non eri, che eri uscito per le necessità, e mi ha chiesto com'era la nostra vita, e gli ho detto bi khair, con il bene, e ti ha raccomandato una cosa. Disse: ti ha raccomandato, dopo averti salutato, ti ha raccomandato di stabilizzare la soglia di casa tua. Allora disse Ismail alayhi salam: quello era mio padre e mi ha ordinato di tenerti. Raccomandato di tenerti. Poi nel Bukhari è riportata la terza storia dell'arrivo di Ibrahim alayhi salam. Disse: poi passò del tempo quanto ha voluto Allah subhanahu wa ta'ala, ed è arrivato un giorno e
E Ismail alayhi salam stava affilando una freccia, kan yubri nablahu. Stava affilando le sue frecce che usava per la caccia, eccetera. E disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, quando l'ha visto, si è alzato e ha fatto quello che fa il padre con il figlio col padre. Tanto tempo che non si vedono, di saluti, di abbracci, eccetera. Poi disse Ibrahim alayhi salam, Ya Ismail, inna Allah amarani bi amr. O Ismail, Allah mi ha dato un ordine. Disse Ismail, allora fai ciò che ti ha ordinato il tuo Signore. E qua è già questa risposta è particolare. Chiunque di noi avrebbe chiesto prima cosa ti ha ordinato il tuo Signore. Ma Ismail alayhi salam, la sua risposta è, allora fai quello che ti ha ordinato il tuo Signore. Disse Ibrahim, e mi aiuterai? Disse Ismail, e ti aiuterò. Allora disse Ibrahim, allora Allah mi ha ordinato di costruire qui una sua casa e ha indicato un tumulo o un monticello di terra elevato, e lì fu il punto che Allah subhanahu wa ta'ala indicò per Ibrahim alayhi salam per la costruzione del Kaaba, della casa di Allah tabaraka wa ta'ala. Parlando della costruzione del Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala ha citato questo nel Quran diverse volte. Disse Allah subhanahu wa ta'ala, وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. Disse Allah Azza wa Jal, e quando stabilimmo a Ibrahim il posto della casa, il sito della casa, cioè Allah subhanahu wa ta'ala ha scelto il posto della sua casa e l'ha indicato e stabilito a Ibrahim alayhi salam, e gli dicemmo alla tushrik bi shay'a, che non associ a me niente e purifica la mia casa per i ta'ifin, coloro che fanno tawaf intorno a questa casa, wal qa'imin, coloro che sono eretti in preghiera, wal rukka', coloro che si inchinano, as-sujud, coloro che si prosternano. Purifica la mia casa per chi mi adora, chi in tawaf, chi in qiyam, chi in ruku', chi in sujud. Allah subhanahu wa ta'ala gli ha ordinato di purificare la sua casa da shirk e da tutto ciò che tocca l'unificazione di Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, quando accenna alla sua casa, البيت الحرام, dice Allah Azza wa Jal, إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Dice Allah Azza wa Jal, la prima casa che è stata posta per la gente è quella che è a Becca, cioè a Mecca. Mubarakan, la casa benedetta, wa hudan lil alamin, una guida per le creature. In essa vi sono chiari segni, il maqam di Ibrahim, cioè il posto in cui si reggeva Ibrahim, per vedere la stabilità e la rettitudine della costruzione mentre la costruiva. وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا, e chi entra nella casa di Allah Azza wa Jal sarà al sicuro. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ, e spetta alla gente, per Allah, fare il pellegrinaggio alla sua casa chiunque ne abbia la possibilità. وَمَنْ كَفَرَ, e chi rinnega, Allah Azza wa Jal è indipendente dalle sue creature subhanahu wa ta'ala. Così Ibrahim alayhi salam e Ismail alayhi salam costruirono la casa di Allah tabaraka wa ta'ala. E Allah subhanahu wa ta'ala ci descrive questo lavoro che hanno fatto Ibrahim e Ismail alayhi salam fi surat al-Baqarah
E dice Tabaraka wa Ta'ala: وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Disse, e quando Ibrahim alayhi salam ha eretto i pilastri della casa, le fondamenta della casa, del Kaaba, e Ismail, in senso con suo figlio Ismail, qual era la loro situazione? Il loro dua era: رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dicevano mentre costruivano la casa di Allah, per ordine di Allah: o nostro Signore, accetta da noi. Innaka anta as-sami'ul alim. Tu sei colui che sente e tu sei il sapiente. Mentre costruivano la casa di Allah per ordine di Allah, eppure il loro dua era: Rabbana taqabbal minna. Guarda quanta adorazione facciamo noi, quanta preghiera, digiuno, buone opere, Quran, dhikr. Chi di noi si preoccupa se questo che facciamo sarà accettato da Allah subhanahu wa ta'ala? Cosa ne sarà di noi Yawm al-Qiyamah se tutto quello che abbiamo fatto non lo accetterà Allah subhanahu wa ta'ala? Diceva Ali radiallahu ta'ala anhu: se sapessi che mi è stata accettata una unica rak'ah, è meglio per me della vita terrena e di tutto ciò che c'è in essa. Perché Allah Azza wa Jal disse nel Quran: Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. In vero, Allah Azza wa Jal accetta dai timorati. Ibrahim alayhi salam, il suo dua era: Rabbana taqabbal minna. Quale legame avevano questi due uomini con Allah subhanahu wa ta'ala per arrivare a questo livello di fede, di iman? Stanno facendo l'ordine di Allah Azza wa Jal, stanno costruendo la miglior casa di Allah Azza wa Jal sulla terra per ordine di Allah subhanahu wa ta'ala, eppure il loro dua: Rabbana taqabbal minna. Oh Allah, accetta da noi. E non solo, dice Allah Azza wa Jal: Rabbana taqabbal minna innaka anta as-sami'ul alim. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. E dissero: O nostro Signore, rendici sottomessi a te, musulmani, muslimin, sottomessi a te, e dalla nostra discendenza una ummah, un popolo musulmano sottomesso a te, e mostraci i nostri riti e accetta il nostro pentimento. Tu sei il perdonatore, il misericordioso. O nostro Signore, invia in loro un messaggero di loro che recita su di loro i tuoi versetti e che insegni loro il libro e la saggezza e che accresca la loro fede, la loro purezza. In vero, tu sei il possente, il saggio. Questo era il dua di Ibrahim alayhi salam e di suo figlio Ismail alayhim wa ala rasulina as-salatu was-salam. E così Ibrahim alayhi salam costruì la casa di Allah Azza wa Jal. Quando arrivò alla pietra principale nelle fondamenta della costruzione, Ibrahim alayhi salam ordinò a suo figlio Ismail di andare in cerca di un sasso che facesse da fondamenta portante della costruzione. Ismail alayhi salam andò in cerca di una roccia con quelle caratteristiche, ma non trovò. Quando tornò, trovò una roccia, una pietra da suo padre bianca. Era Jibril alayhi salam che era sceso con una pietra del Jannah,
quello che noi oggi conosciamo con al-Hajar al-Aswad, la pietra nera, e come disse il profeta sallallahu alaihi wasallam, l'ha oscurata, l'ha resa nera i peccati degli uomini. Dice il profeta sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, كما ثبت في الصحيحين أن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. Disse, questo paese, intende Mecca, l'ha reso sacro Allah Azza wa Jal quando ha creato i cieli e la terra, ed è sacro con la sacralità di Allah Azza wa Jal fino al giorno del giudizio. Qui si apre una parentesi. C'è un discorso abbastanza ampio fra i sapienti e gli storici. Chi fu il primo a costruire il Kaaba? Da quello che si capisce dall'apparenza del Quran, come dice Ibn Kathir rahimahullah, dice وَلَمْ يَجِئْ فِي خَبَرٍ صَحِيحٍ عَنْ مَعْصُومٍ أن البيت كان مبنيا قبل الخليل عليه السلام. Dice rahimahullah, e non abbiamo una traccia autentica che la casa è stata costruita prima del Khalil, prima di Ibrahim alayhi salam. Alcuni sapienti riportano che è stata costruita dai Malaika, altri che è stata costruita da Adam alayhi salam, altri che è stata costruita da Shith ibn Adam alayhima assalam. E tutte queste tracce sono tracce che necessitano di sihha, di autenticazione, mentre ciò che abbiamo di autentico, senza dubbi, che Ibrahim alayhi salam ha costruito la sua casa e Allah subhanahu wa ta'ala ne sa di più. طيب أقرأ عليكم لطفة يعني جميلة من ابن كثير رحمه الله في كتابه. قال, questa la dico in arabo ma non la traduco perché è troppo lunga e ne roviniamo la bellezza. قال والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع في واد غير ذي زرع ودعا لأهلها بالبركة وأن يرزقوا من الثمرات مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار وأن يجعله حرما محرما وآمنا محتما فاستجاب الله وله الحمد له مسألته ولبى دعوته وآتاه طلبته فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم وقال تعالى أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا وسأل الله أن يبعث فيهم رسولا منهم أي من جنسهم وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة لتتم عليهم النعمتان الدنيوية والدينية سعادة الأولى والأخرى وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولا وأي رسول ختم به أنبياءه ورسله وأكمل له من الدين ما لم يؤت أحدا قبله وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم وصفاتهم في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة. كان هذا من خصائصه من بين سائر الأنبياء لشرفه في نفسه وكمال ما أرسل به وشرف بقعته وفصاحة لغته وكمال شفقته على أمته ولطفه ورحمته وكريم محتده وعظيم مولده وطيب مصدره ومورده. ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان بنى الكعبة لأهل الأرض أن يكون منصبه ومحله وموضعه في منازل السماوات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور الذي هو كعبة أهل السماء السابعة المبارك المبرور الذي يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم البعث والنشور. Vi traduco solo la parte finale. Dopo che Ibn Kathir rahimahullah cita il dua che ha fatto Ibrahim alayhi salam, che renda questa
questo paese, questa sua casa sacra, e che arrivi il rizq e i frutti da ogni dove su quella terra, e ha chiesto da Allah Azza wa Jalla di mandare un messaggero, Ibn Kathir rahimahullah ha citato come Allah subhanahu wa ta'ala ha risposto al dua di Ibrahim alayhi salam. Poi dice alla fine: e per questo motivo, dato che Ibrahim alayhi salam ha costruito il Kaaba per la gente della terra, ha meritato che il suo livello, il suo posto nei livelli dei cieli sia nel Beit al-Ma'mur. Il Beit al-Ma'mur è la Kaaba della gente del cielo, ed è citato negli hadith che è esattamente nel settimo cielo, esattamente sopra il Kaaba che abbiamo noi. Come Ibrahim alayhi salam ha costruito la Kaaba sulla terra, ha meritato che il suo posto sia nel settimo cielo. Infatti il profeta sallallahu alaihi wasallam fi rihlat al-Isra wal Mi'raj dice: ho visto Ibrahim alayhi salam nel settimo cielo appoggiato con la schiena sul Beit al-Ma'mur. Alayhi wa ala rasulina as-salatu was-salam. Questo per quanto riguarda la costruzione del Kaaba. Quando costruì il Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala ha dato un ordine a Ibrahim alayhi salam. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. E chiama nella gente per il Hajj, per il pellegrinaggio. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. Verranno a te a piedi e su ogni cammello slanciato, verranno da ogni lontano posto, da ogni lontana via. Nel hadith, quando Ibrahim alayhi salam ha costruito il Kaaba, Allah Azza wa Jalla ha ordinato di chiamare la gente al pellegrinaggio. Ibrahim alayhi salam disse: Ya Allah, e dove arriva la mia voce? Quanto arriverà? Chi farà sentire? Dice Allah Azza wa Jalla: Innama alayka al-adhan wa alayna al-balagh. Tu devi fare l'adhan e noi ci pensiamo a farlo arrivare. Ed è salito sulla montagna di Abi Qubays, come è riferito nel hadith, e chiamò la gente: Ya ayyuhan nas, inna Allah qad kataba alaykum al-hajj fahujju. O gente, Allah vi ha prescritto il pellegrinaggio, dunque fatelo. E come è riportato è che la sua voce è arrivata da ogni uomo sulla terra. E da quel momento lì, Allah subhanahu wa ta'ala, da questa chiamata di Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala ha messo l'amore di quella terra nel cuore di ogni credente. Tu vedi oggi qualsiasi persona nell'Islam, qualsiasi credente, ha nel suo cuore un amore per la casa di Allah subhanahu wa ta'ala, per il Kaaba. Perfino il bambino da piccolo cresce con questo amore per quella terra, per quella casa. La chiamata di Ibrahim alayhi salam e la sacralità che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato a quella casa. Questo era per quanto riguarda la costruzione del Kaaba. Bene. Allah subhanahu wa ta'ala è una sua sunnah che la gente viene provata più la sua fede è alta. Più sei vicino ad Allah subhanahu wa ta'ala, più ti prova Allah subhanahu wa ta'ala. Dice il profeta sallallahu alaihi wasallam: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. Le persone più provate sono i profeti, poi i devoti, e poi man mano che scende la fede, scende anche la prova. Perché Allah subhanahu wa ta'ala non gli interessa che dici sono un credente. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. La gente pensano che li lasceremo dire noi crediamo senza provarli. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. E abbiamo provato quelli prima di loro, e Allah saprà quelli che dicono la verità e saprà coloro che mentono. Ibrahim alayhi salam l'ha provato Allah subhanahu wa ta'ala. Una delle più grandi e più difficili prove.
Ibrahim alayhi salam ha chiesto ad Allah subhanahu wa ta'ala il figlio. E fino alla vecchiaia Allah subhanahu wa ta'ala non gli ha dato figli, fino a quando ha avuto Ismail alayhi salam. E Ibn Kathir rahimahullah riferisce che Ismail alayhi salam è nato quando Ibrahim alayhi salam aveva 86 anni. E dice, non c'è differenza su questo, non c'è differenza fra la gente, fra gli storici, fra le varie religioni addirittura, che Ismail alayhi salam era il suo primo figlio. E Allah subhanahu wa ta'ala nel Quran ci cita questa prova qui, con cui ha provato Ibrahim alayhi salam. Dice Allah azza wa jalla: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم. E disse Ibrahim: andrò dal mio Signore, lui mi guiderà. Quando ha fatto la sua hijra. O mio Signore, donami dei devoti. Chiese ad Allah azza wa jal figli devoti. Dice Allah azza wa jal: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ. Gli abbiamo dato la buona notizia di un figlio halim, magnanimo, gentile. Dice Allah azza wa jal: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Dice Allah azza wa jal, quando questo ragazzo o questo bambino arrivò all'età del 6, cioè all'età in cui ha cominciato ad essere di supporto con suo padre, ad andare in giro con suo padre, a lavorare con suo padre, il momento in cui suo padre ha più bisogno di lui ed è più legato a lui. Ibrahim alayhi salam ebbe una visione. E come ci ha insegnato il nostro profeta sallallahu alaihi wasallam dal hadith ibn Abbas, ru'ya al-anbiya'i wahi. La visione dei profeti è wahi, è rivelazione. Ibrahim alayhi salam vide che sgozzava suo figlio, che immolava suo figlio. Ed è riportato in alcune tracce che ha visto questa visione più volte. E ha capito Ibrahim alayhi salam che quello era un ordine di Allah, tabaraka wa ta'ala. Allora Ibrahim alayhi salam andò da suo figlio Ismail e disse: Ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuka fanzur madha tara. O figliolo, ho visto in visione che ti immolo, che ti sgozzo. Dunque, cosa vedi tu? Cosa ne pensi tu? La risposta di Ismail qual è? Disse: oh padre, if'al ma tu'mar. Fai quello che ti è stato ordinato. Se vuole Allah, mi troverai fra coloro che hanno pazienza. Min as-sabirin. E questo, fratelli, arriva solo da una totale sottomissione ad Allah subhanahu wa ta'ala. Perché sia Ibrahim alayhi salam che Ismail alayhi salam sapevano che sono servi di Allah subhanahu wa ta'ala. Sapevano che Allah dà e Allah azza wa jal toglie. Sapevano che Allah subhanahu wa ta'ala prova. Sapevano che l'amore per Allah subhanahu wa ta'ala deve essere più grande dell'amore di ogni cosa, perfino dei tuoi genitori, dei tuoi figli e di tutta la gente. Tuo figlio non puoi amarlo più di Allah subhanahu wa ta'ala. Tuo padre e tua madre non puoi amarli più di Allah subhanahu wa ta'ala. Il profeta sallallahu alaihi wasallam dice: nessuno di voi è veramente un credente finché non sarò più amato a lui di suo padre, suo figlio e di tutta la gente. E loro sapevano questo. Allah dà azza wa jal e Allah toglie. E sapevano che la vera vincita in questa vita
è obbedire ad Allah subhanahu wa ta'ala. Se Allah ti prova, preoccupati di vincere la prova con cui ti sta provando Allah Azza wa Jal. Non preoccuparti di quello che perderai. Preoccupati di vincere. Ibtila, la prova con cui ti sta provando Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ed è questo il segreto della sottomissione di Ibrahim alayhi salam e Ismail alayhi salam. O padre, fai quello che ti viene ordinato. Inshallah mi troverai fra i pazienti. Dice Allah Azza wa Jal: فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. Quando si sottomisero, وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, e lo mise con la fronte a terra. Alcuni tafsir dicono che Ibrahim alayhi salam ha messo Ismail con la fronte a terra per sgozzarlo da dietro, per non vedere la sua faccia, mentre lo sgozzava per Allah subhanahu wa ta'ala. Altri tafsir dicono che l'ha messo a terra come va messa qualsiasi bestia quando si sgozza, e la parte della sua fronte era a terra, ed è quello che ha detto Allah Azza wa Jal quando si sottomisero e mise la sua fronte a terra. Ibrahim alayhi salam, sottomesso all'ordine di Allah Azza wa Jal, fece passare il coltello sul collo di Ismail alayhi salam. Ma Allah subhanahu wa ta'ala fece in modo che quel coltello non tagliasse. Perché? Perché Allah subhanahu wa ta'ala non ha bisogno del sangue di Ismail. Allah subhanahu wa ta'ala non ha bisogno che una vita sia tolta. Allah subhanahu wa ta'ala ha approvato il suo servo Ibrahim alayhi salam. Il suo servo ha superato la prova. Per questo motivo dice Allah Azza wa Jal: وَنَادَيْنَاهُ, e lo chiamammo: o Ibrahim, قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا, hai realizzato la visione, cioè hai realizzato ciò per cui ti abbiamo provato, vedere se questo figlio che ti abbiamo dato dopo tutta questa vecchiaia, dopo tanto dua, se amavi più lui o Allah subhanahu wa ta'ala. Ma Ibrahim alayhi salam ha superato la prova. Inna kadhalika najzi al-muhsinin. Così noi ricompensiamo i muhsinin. In vero questa è la chiara prova e l'abbiamo riscattato con un grande sacrificio. Come riportato nel hadith che Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto scendere un montone, il hadith di Ibn Abbas, l'athar di Ibn Abbas, un montone che ha pascolato nel Jannah per 40 anni e fu immolato al posto di Ismail alayhi salam. E alcuni tabi'in riportano, anche da Sahaba, anche Ibn Abbas, una versione dice che questo kabsh, questo montone, è il montone che aveva sacrificato uno dei due figli di Adam. La storia di Qabil e Habil, ricordavate? Che hanno fatto sacrificio, che questo era il montone che uno dei due aveva sacrificato ed era stato accettato da Allah subhanahu wa ta'ala, e Allah Azza wa Jal ne sa di più. E così Allah subhanahu wa ta'ala ha sacrificato il montone al posto di Ismail alayhi salam, e da qui noi ogni anno, fi Eid al-Adha, sacrifichiamo un montone. Il sacrificio lo facciamo in ricordo di questo sacrificio che fece Ibrahim alayhi salam con suo figlio. Da cosa impariamo da questo, fratelli? Che Ibrahim alayhi salam non ha sacrificato suo figlio, perché in realtà a livello fisico, a livello reale, Ismail non è stato sgozzato, ma Ibrahim alayhi salam ha sgozzato ogni cosa per Allah subhanahu wa ta'ala. Ha sgozzato l'amore per suo figlio davanti all'amore di Allah tabaraka wa ta'ala. E qua rimane la domanda, fratelli: quando noi sgozzeremo tutto ciò che amiamo oltre ad Allah subhanahu wa ta'ala? Non in senso reale, in senso? Quando è che proveremo di amare Allah subhanahu wa ta'ala
più di tutte le nostre passioni, i nostri desideri. C'è chi ama i suoi figli più di Allah Azza wa Jal, c'è chi ama le sue ricchezze più di Allah Azza wa Jal, c'è chi è perso nella vita terrena. Quando noi sacrificheremo tutto davanti ad Allah subhanahu wa ta'ala e metteremo l'amore per Allah subhanahu wa ta'ala davanti ad ogni cosa. Ed è per questo che noi ogni anno fi Eid al-Adha facciamo questo sacrificio per ricordare il sacrificio di Ibrahim alayhi salam, e che davanti all'amore di Allah subhanahu wa ta'ala e all'obbedienza di Allah subhanahu wa ta'ala e alla sottomissione di Allah subhanahu wa ta'ala non si mette nulla. Qui abbiamo un'altra questione discussa fra i sapienti. Chi dei due figli fu il sacrificato? Ismail o Ishaq? E qui abbiamo veramente una grande discussione fra i sapienti. Alcuni dicono che è Ismail alayhi salam e alcuni dicono che è Ishaq alayhi salam. Ma le prove autentiche e quello che sembra la traccia del Coran, adesso senza scendere nei dettagli, e quello che sembra la traccia del Coran è che era Ismail alayhi salam. E la traccia del Coran è chiara su questo. E la gente del libro, gli Yahudi, invece dicono che è Ishaq. E qua Ibn Kathir, rahimahullah, cita una cosa molto bella. Dice che gli Yahudi dicono che è Ishaq che è stato immolato, non Ismail alayhi salam. E poi dice وَإِنَّمَا حَمَلَهُمْ عَلَى هَذَا حَسَدُ الْعَرَبِ. Li ha portati a dire questo l'invidia che hanno gli Yahud per gli arabi, poiché Ismail è il padre degli arabi che abitavano nella penisola arabica, e fra di loro il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Invece Ishaq è il padre di Yaqub, e Yaqub è, come vedremo, è Israel, che loro si rifanno con i loro profeti, il padre dei profeti di Bani Israel, e hanno voluto tirare questo onore a loro e hanno cambiato il libro di Allah, la parola di Allah, e hanno aggiunto questo: قال وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. E non hanno accettato che l'onore e il valore è in mano di Allah Azza wa Jalla, lo dà a chi vuole. Alcuni dei grandi sapienti hanno riferito che era Ishaq e non Ismail alayhi salam, e Allah subhanahu wa ta'ala ne sa di più. Ciò che rinforza questo è una prova, anche se molti dei sapienti dicono che non è autentico come parola del profeta sallallahu alaihi wasallam, il hadith di Muawiyah. I sapienti dicono che questa fa parte delle parole di Muawiyah e non le parole del Rasul sallallahu alaihi wasallam, che un uomo è venuto e ha detto al profeta sallallahu alaihi wasallam: Yabna al-dhabihain, o figlio dei due sacrificati. Intendeva Ismail alayhi salam e Abdullah, il padre del profeta sallallahu alaihi wasallam, la storia famosa. E il profeta sallallahu alaihi wasallam ha riso quando ha sentito questo, come a confermare questo. E molti dicono che questo hadith non è autentico, non lo usano come prova, ma l'apparenza delle prove è che il dhabih, il sacrificato, è Ismail alayhi salam, e Allah Azza wa Jal ne sa di più. E così, fratelli, chiudiamo la storia di Ibrahim alayhi salam. Nella prima lezione abbiamo ricordato tanti valori di Ibrahim alayhi salam e ciò che Allah subhanahu wa ta'ala ha dedicato e ha onorato questo profeta di valore nella vita terrena e valore nell'akhirah. Dice Allah Azza wa Jal: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. E abbiamo inviato Nuh e Ibrahim e abbiamo reso nella loro discendenza la profezia e il libro. Allah subhanahu wa ta'ala ha onorato Ibrahim alayhi salam, come abbiamo detto, che ha reso tutti i profeti che sono scesi, che sono stati mandati dopo di lui, li ha resi della discendenza di Ibrahim alayhi salam. Ibrahim alayhi salam ha avuto due figli, Ismail e Ishaq. Da Ishaq
tutti i profeti che vedremo adesso, tutti quanti, sono tutti della discendenza di Ishaq alayhi salam, e l'ultimo è Isa ibn Maryam. E l'altro ramo, Ismail alayhi salam, è dalla sua discendenza il nostro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tra i valori che ha dato Allah subhanahu wa ta'ala a Ibrahim alayhi salam, questo nel giorno del giudizio. Il nostro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nel giorno del giudizio avrà un maqam, una situazione, un valore enorme. La shafa'a, l'intercessione. Ricordate quando tutti gli uomini andranno dai profeti e tutti diranno nafsi, nafsi, me stesso, finché arriveranno dal profeta sallallahu alayhi wa sallam e loderà Allah azza wa jalla e chiederà ad Allah subhanahu wa ta'ala di risolvere e trovare di dare una soluzione alla gente nel mawqif, nella resurrezione. Dice il profeta sallallahu alaihi wasallam, come il hadith fi sahih Muslim: "Sa'aqumu maqaman yarghabu ilayya al-khalqu kulluhum hatta Ibrahim." Dice, mi alzerò in una situazione, in una postazione che tutta la creazione verrà a me, perfino Ibrahim alayhi salam. E questa perfino Ibrahim alayhi salam è una prova chiara dal profeta sallallahu alaihi wasallam che il miglior uomo in assoluto creato da Allah azza wa jal dopo Muhammad sallallahu alaihi wasallam è Ibrahim alayhi wa ala rasulina as-salatu wassalam. E abbiamo già parlato di quanto il nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam seguiva Ibrahim alayhi salam anche nelle cose più piccole. È riportato fi Sahih al-Bukhari che il profeta sallallahu alaihi wasallam كان يعوذ الحسن والحسين, proteggeva o leggeva sul Hasan e il Hussein e diceva: inna abakuma kana yu'awwidhu bihima Ismaila wa Ishaq. Vostro padre lo faceva, leggeva questo su Ismail e Ishaq. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Faceva ruqya, leggeva questo sui suoi nipotini sallallahu alaihi wasallam e diceva: questo lo faceva vostro padre Ibrahim con i suoi figli Ismaila wa Ishaq. طيب. Tutto ciò che riguarda il valore di Ibrahim alayhi salam si può tornare alla prima lezione che abbiamo dedicato gran parte della lezione a questo. Allah subhanahu wa ta'ala, concludendo, Allah subhanahu wa ta'ala ha descritto Ibrahim con due parole che riassumono quello che ha compiuto Ibrahim nella sua vita. Allah subhanahu wa ta'ala fi surat al-Najm dice: wa Ibrahim alladhi waffa, wa Ibrahim alladhi waffa, cioè è Ibrahim che è stato fedele, ha completato con fedeltà tutto ciò che gli ha ordinato Allah subhanahu wa ta'ala. Quindi Allah azza wa jalla ha descritto con la completezza, con la fedeltà nella sua missione, nella vita terrena. Sulla descrizione fisica di Ibrahim alayhi salam abbiamo una descrizione molto facile. Nel hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam fi musnadi l'imam Ahmad dice il profeta sallallahu alaihi wasallam: ra'aytu Isa ibn Maryam wa Musa wa Ibrahim fa amma Isa fa ahmaru ja'dun 'aridu as-sadri wa amma Musa fa Adam jasim. Disse il profeta sallallahu alaihi wasallam: ho visto Isa ibn Maryam e Musa e Ibrahim. Disse Isa alayhi salam era rosso e intende bianco con colorito di rosso. Ja'dun 'aridu as-sadr, con il petto largo, e invece Musa scuro di pelle e alto. E dissero Sahaba: fa Ibrahim, disse sallallahu alaihi wasallam: guardate il vostro compagno, cioè guardatemi.
ha descritto Ibrahim a.s. come somigliante a lui, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Infine, fratelli, chiudiamo con il hadith del Rasul sallallahu alaihi wa sallam fi rihlat al-Isra wal Mi'raj, quando ha incontrato Ibrahim alaihi salam. Ibrahim alaihi salam ha riferito al profeta sallallahu alaihi wa sallam un messaggio a tutta la umma di Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, compresi noi. Disse: Ya Muhammad, aqri ummataka minni salam. Ya Muhammad, riferisci il saluto da me alla tua umma e riferisci loro: wa akhbirhum anna al-jannata tayyibat at-turba, 'adbat al-ma' wa anna ghirasaha alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dice Ibrahim alaihi salam: Ya Muhammad, riferisci il mio saluto alla tua umma e riferisci loro che la Jannah, che il paradiso, ha la terra buona, ha l'acqua limpida, buona, e riferisci loro che le piante del Jannah sono subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Questo bellissimo messaggio per noi da Ibrahim alaihi salam. E noi diciamo: wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. E chiediamo ad Allah subhanahu wa ta'ala di riunirci con i profeti, da Adam alaihi salam fino al nostro profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, nel Firdaus più alto del Jannah. La storia di Ibrahim, cari fratelli, è una delle storie che più va curata e più va insegnata ai nostri figli e più va studiata a fondo, perché Ibrahim alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ha chiamato il suo Khalil, il suo amato. Allah azza wa jalla ha reso il miglior profeta dopo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ibrahim alaihi salam ci ha ordinato Allah azza wa jalla di seguire la sua religione e ha ordinato il suo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam di seguire le tracce di Ibrahim alaihi salam, per il valore che ha dato Allah subhanahu wa ta'ala a questo profeta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. E qui finisce la storia di Ibrahim alaihi salam. Nella prossima lezione, inshallah, vedremo la storia di suo nipote Lut alaihi wa ala rasulina as-salatu was-salam. Subhanakallahumma wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sono domande, fratelli?